Tradito dal ghiaccio che conosceva bene, così come conosceva quei luoghi remoti della Terra che studiava per poter comprendere pianeti e satelliti, si sono interrotte nel ghiacciaio di Mende Hall in Alaska le ricerche di Riccardo Pozzobon, geologo e professore dell'Università di Padova. Lo studioso quarantenne, noto per le sue pubblicazioni sulle più prestigiose riviste scientifiche del mondo, era disperso da giovedì mentre era impegnato in una missione di ricerca finanziata dal National Geographic Grant Program. Una tragica fatalità, una banale caduta che però ha fatto precipitare Riccardo Pozzobon in un corso di acqua di fusione del ghiacciaio da cui non è più riemerso. Riccardo Pozzobon era arrivato in Alaska lo scorso 26 agosto e sarebbe dovuto tornare a casa domenica. Doveva studiare le fratture del ghiacciaio Mende Hall. In passato le sue ricerche avevano interessato i ghiacciai della Patagonia e i vulcani dell'Islanda. Al Dipartimento di Geoscienze i colleghi sono distrutti dal dolore. Riccardo era un ricercatore molto impegnato e diciamo molto bravo, molto apprezzato. Lavorava su dei temi diciamo un po' particolari, quella che viene definita la geologia planetaria, quindi lavorava sostanzialmente per capire meglio la struttura dei pianeti, ma per fare questo studiava anche ambienti simili, analoghi, quelli che vengono definiti gli analoghi terrestri. Ecco perché si trovava diciamo, su questo ghiacciaio in Alaska per poi capire meglio determinate strutture ghiacciate sui pianeti o sui satelliti di alcuni pianeti. Studiava la Terra per comprendere lo spazio. Pozzobon era stato anche istruttore per conto dell'Agenzia Spaziale Europea di molti astronauti, tra di loro anche Luca Parmitano. All'Università di Padova insegnava Digital Geological Mapping, esperto estremamente preparato. Tutto l'ateneo, piange il geologo, ricordato anche dalla rettrice Daniela Mappelli, che si stringe alla famiglia di Pozzobon, che lascia la moglie, un figlio piccolo e i genitori. Nel Dipartimento di Geoscienze nei prossimi giorni verranno programmate delle iniziative per ricordarlo. La perdita di Riccardo è un grande vuoto per il Dipartimento e quindi penso che faremo vari momenti o azioni per ricordare Riccardo e poi soprattutto in questi giorni ci preme quello che stiamo cercando di fare nei limiti del possibile, in quello che insomma ci è consentito di essere il più possibile vicini anche alla famiglia ovviamente.